ruggine cadeva, ma sotto c'era il vuoto, buchi nel pianale che sembravano un ricordo storto. Ho acceso la... Hola a tutti ragazzuoli, bentornati in quest'altra carda giornata, mi raccomando. La mattina si sta bene, però siamo già a 28 gradi. Si sta bene credo perché siamo in mezzo alle campagne comunque, perché in città già farebbe... si sentirebbe l'afa. Comincio ad avere le braccia stanche dopo fare giorni a comunque stare sempre con le braccia in aria. Veramente mi sento stanco, quello si sa, e si sa sempre che mi lamento, vero? Ai ai ai. Bene, questa mattina andiamo avanti a grattare. Faccio una zona un po' rognosa, vi faccio vedere. Intanto c'è il risultato della verniciatura che è stata fatta per voi lo scorso weekend, ma per me ieri, perché vi ricordo che sono in ferie. Qua dove c'è la saldatura, abbiamo fatto tutto fatto bene. E oggi passo qua dentro. Troppo, sì, sarà un po' una cacca qua, perché non è proprio facilissimo arrivarci, però in qualche maniera abbiamo fatto molto peggio. Vedete fino a qua anche. Faccio sta zona, dopo o giro e continuo qua o passo dall'altro lato, ma tanto non cambia niente. Cioè sto cercando di seguire sempre la stessa zona, cioè senza andare troppo in giro, in modo che quando verniciamo viene più semplice, ecco. Bene, adesso iniziamo. Oggi è presto perché sono venuto un po' prima, cercando di venire un pochettino prima per sfruttare al meglio il freddo e le giornate, a discapito della mia stanchezza, cioè nel senso del mio... vabbè, avete capito? Quindi iniziamo questa giornata e ciao le bande! Ragazzuoli, perdonatemi ma non ho fatto aggiornamenti, sono le 4 adesso e più che altro ho fatto tutta la stessa zona che adesso vi faccio vedere. È bella tosta perché angoli, cioè zona è un po' difficile da arrivare e c'era tanta ruggine. In un paio di punti c'è proprio tipo una doppia lamiera e la lamiera sotto tipo non esiste più. Infatti poi lì sarà da ridefinire dopo col Dremel, cioè scusate con le frese piccoline farò alla fine e poi ci metterò un sigillante per cercare di coprire perché è messo abbastanza malino, non me l'aspettavo. Adesso comunque avevo iniziato, se riesco a farvi vedere, okay. Avevo iniziato a fare questa zona qua che è anche questa è messa malino ed è difficile da arrivare. Ho fatto il più grosso con la fresa più grossa, adesso vado a ridefinire quelle più piccole, anche lateralmente, guardate, vediamo se riesco a farvi vedere. Anche qua di lato, di qua, che magari c'erano anche piccoli punti sparsi, ma io ho grattato tutto per almeno per essere sicuro. E qua c'è tutto il campo di battaglia, forse farete fatica a vedere, però tutti i bordini, i lati, qua dentro. Provo a farvi vedere, se guardate la mia mano, quanto va dentro. E quindi riuscire a fare, se lo so viene male con la luce, comunque riuscire a fare queste zone qua, guardate, tutto qua è grattato, tutto lì dentro è grattato, qua, tutto lì. Tutto quel bordino, ce n'era veramente tanta da sto lato. Poi c'è il bullone che l'ha messo veramente male, c'è la piastrina con il dado saldato della cintura di sicurezza, quella parte bassa, che adesso devo rimuovere il bullone così lo pulisco bene. Bello rognoso. Ero anche limitato nei movimenti, potevo andarci solo con alcuni attrezzi perché gli altri proprio non hai il movimento da poter fare, non ci passa. Vabbè, comunque ho fatto molto peggio. Sto facendo l'editing del periodo. Scusate, sto facendo l'editing del periodo, quello in cui mi ero demoralizzato, veramente è stata la parte peggiore di tutta, secondo me sarà la parte peggiore di tutta la camperizzazione, di tutto il restauro, di tutto, in cui facevamo le zone anguste dietro, e quindi a ripensarci e a vedere e a fare montaggio di video, questo non è niente. Ci vuole solo tanta pazienza e se ci stanca mettersi lì un po' alla volta e farlo. Comunque oggi ho tirato via quasi tutto il grosso, adesso comunque non è finita la giornata, vado avanti. Vi faccio vedere prima di andare via come sono messo. Tanto più o meno devo solo ridefinire, però ci vuole tempo. Bene ragazzoli belli, sto per andare via, Non vi faccio vedere niente perché ho solo ridefinito con le frese più piccoline e con la GoPro non vedreste la differenza. Vi dico solo che è abbastanza una cacca. Non vedo l'ora di finire sta zona, sono quasi alla fine. C'è un'altra parte bassa, magari domani vi faccio vedere, che
anche lì è un bel po' rognosa e quasi pensavo di buttarci il convertiruggine, ma non ne sono proprio certo perché non mi fido del convertiruggine, quindi credo di grattare il più possibile. C'è un paio di punti che voglio sigillare, ci mettevo proprio il sigillante sopra in modo che eviti che entra sporcizia, la ruggine continua a salire. Dopo ci mettevo lo zincante, faccio al meglio che posso secondo la mia esperienza di questo restauro. Quindi ci vediamo a tra poco. Domani è mercoledì, fra 2 giorni, poi anzi 3 contando domani è Ferragosto. Io Ferragosto, per la giornata di Ferragosto mi fermo, faccio una giornata di relax per staccare, ci sta, se no si va fuori di testa. Quindi niente, a tra poco. Tal, mi fai sudare, tra bulloni e sangue da imparare. Tal, non mollerò, anche se duro io ti alzerò. Tal, mi fai sudare, tra bulloni e sangue da imparare. Ora a tutti ragazzuoli, buongiorno, bentrovati in questa nuova giornatina che sarà bollente perché hanno messo tra oggi e domani le temperature più alte in assoluto. Fino adesso 37, tipo una cosa del genere. Vabbè, faremo la sauna. Bene, questa mattina mi concentro a ridefinire con le piccole frese la zona che abbiamo fatto ieri, che è stata abbastanza rognosa. Così la termino e andiamo avanti. Quindi niente di che, cioè nel senso è quello il lavoro, lo sapete ormai. Quindi niente, mi metto qua, mi preparo e mi accingo a grattare. Vi farò come al solito gli aggiornamenti più pomeridiani, vediamo perché sapete i video sono noiosi, vi faccio solo vedere quanto sono andato avanti e cosa ho fatto. Quindi, ciangia le bande, stamattina ho parlato poco, avete visto? E iniziamo! Bene, appena finito di fare una bella sauna potente, no post pranzo, come si dice? Before pranzo, inventiamo una nuova parola, perché allora la situazione si è un po' complicata, vi faccio vedere, facciamo prima. Allora, sono andato a lavorare nella conchetta che vi ho fatto vedere ieri e sulla saldatura, sulla riparazione che è stata fatta, che di per sé non è malvagia, potremmo stare attenti un po' meglio con le saldature. Anche, guardate, adesso me ne sono appena accorto adesso che ci sono ancora i segni del flessibile, del taglio della parte marcia. E l'ho notato adesso, forse con questa luce, cioè, potremmo fare una cosa fatta meglio, ecco, l'ho fatta abbastanza un po' così. Allora, partiamo da questa conchetta qua, che sono andata a pulirlo per bene, pulirla, e dal foro sopra, guardando dentro, riuscivo a vedere bene di aver tirato via tutto. È stato veramente un casino perché qua c'era tutta ruggine in giro, e quindi gratta, pulisci, controlla. Poi pulendo qua nei bordi, come potete intravedere, si sono formati dei buchi perché la lamiera è finita e è andata a finire dal lato. Qua ce ne sono 2, qua un altro. Ovviamente qui dopo andiamo a sigillare tutto. Per quello mi sto concentrando su questa zona. Ho pulito tutte le saldature e come potete intravedere qua c'è del nero e questa è la lamiera vera e propria che è stata saldata. Questo nero qua hanno messo come protezione, che vi dirò che è anche bello tosto perché per tirarlo via sto facendo molta fatica, però non ho idea di cosa sia. Forse vernice normale? Sicuramente bicomponente perché è bella tosta. Per quello vi dico che è stato fatto tra virgolette abbastanza bene, ma non bene, perché guardate i tagli che vi dicevo prima, come ho notato adesso, 1 e 2, sono tagli proprio del flessibile, e qua ce n'è un altro, di quando hanno tagliato e fare la toppa. Vabbè, anche qua vedete qua tutto pulito e mancherebbe questo pezzettino qua. Sto facendo tutta questa zona perché se qua noi stasera andiamo a sigillare e prima devo ripulire bene perché si è sporcato tutto di ruggine, è tutto marroncino. Vedete, tutto il becchio antirombo, non so se lo notate, è tutto marroncino. Quindi finisco tutta per bene quella parte lì, la pulisco, questo diciamo è l'obiettivo di oggi, e la sigilliamo prima di andare via in modo che si asciuga tutta la notte. E domani pomeriggio, tanto comunque c'è caldo, in teoria dovrebbe asciugarsi per 48 ore per essere sicuri, ma col caldo penso che sia pieno di roba ovunque. Vabbè, col caldo dovrebbe farsi 24 ore, dovrebbero bastare, va benissimo, si asciuga per bene. Quindi pomeriggio mi concentro su questa cosa qua. È stata bella, veramente bella tosta sta zona, veramente rognosa, e
Ovviamente in tanti punti non l'ho pulito benissimo, ho fatto del mio meglio. Non vi faccio vedere perché è impossibile, però non me l'aspettavo, ecco. Stamattina qua è venuto anche Gigi che ha cambiato le ultime 2 lampadine che ho rimaste ancora alogene e in teoria adesso quando c'è la luce accesa non sfarfalla proprio più niente. Adesso facciamo la prova in diretta, attenzione. E invece mi sa che sfarfalla. Perché io vedo dallo schermetto, sì. Ma sembrerebbero forse queste due che sono di un'altra tipologia? Forse queste no, vediamo. Boh, non capisco. Però adesso fa veramente bella luce e decisamente più luminoso. Comunque, mangio e ci becchiamo più tardi, dai, che ho fatto già un video lunghissimo. Allora ragazzuoli, sono praticamente le 18. Non vi ho fatto più aggiornamenti perché ho beccato altri problemini da risolvere e sono trottato, sono andato avanti a go-go senza fermarmi per riuscire a finire e poter sigillare questa sera. Io ci provo e magari adesso faccio lo zoom. Allora, vedete la parte che qua c'è lo zincante? Bene, da qui in poi, quindi tutto dentro, l'ho grattato oggi e c'era una quantità di ruggine che io non ho mai visto. Nel senso, c'era proprio uno strato tipo un dito no, però penso 1 centimetro lì in quell'angolo, che sembrava quasi che mentre grattavo dico, oh ma questo qua è bucato, cioè nel senso, cioè era troppo veramente, c'era tutta la ruggine che usciva da sto buco che lo vedevo da sotto, assurdo. E mi ero accorto perché nell'angoletto lì c'era un po' di ruggine avanzata, ho detto vabbè gli do una pulita visto che mi sono accorto dall'alto, ho iniziato a grattare, guardate dove sono arrivato, tutto qua, e lì era pieno, quindi meno male che mi sono accorto e qua ho perso un sacco di tempo perché non si nota dalla GoPro ma sono andato proprio dentro. Perché è stato un casino. Allora, adesso ho infilato la GoPro dentro il buchetto dove si fa benzina per farvi vedere se si capisce, non lo so, la parte bassa lì in fondo, che anche da qui sono andato a grattare tutto lateralmente perché è pieno ancora internamente, però la parte a vista ho fatto veramente l'impossibile, ho grattato tutto e in quelle 2 fessure, scusate non riesco a farvi il segno, ma a sinistra e a destra dove vedete che sono 2 lamiere diverse, ci andiamo anche adesso a mettere il sigillante perché ho visto che era messo male, quindi sigilliamo qua, sigillo questa parte qua che vi ho detto 2 secondi fa in modo che la proteggiamo visto che è una doppia lamiera, si infila dentro roba, più che altro qua dopo una volta che metti il serbatoio ciao non lo vedi più, quindi preferisco metterlo a posto per bene. E scusate il riflesso, e sono andato a pulire tutte le saldature che è stato un bel casino, compreso tutta la zona qui bassa. Qui tipo c'era questa lamiera qua, era tipo aperta, io l'ho battuta per bene, l'ho chiusa in modo che dopo quando lavoriamo di qua non andiamo a distruggere il lavoro che abbiamo fatto da questo lato. Qua i buchi si sono praticamente aperti di più andando a grattare e c'è ancora ruggine dentro e che con la fresa non riesco più ad arrivare, cioè è impossibile. E in più come potete vedere ho tutto pulito per bene, è uscito un sacco, cioè era tutto marrone qua, forse vi ricordate dal video precedente, e sono andato a pulire bene. Adesso sigillo tutto, spero che mi basta perché mi è quasi finito il sigillante, infatti devo prenderlo. Ecco, guardate l'acqua come è diventata, cioè ho usato lo Chanticleer ovviamente, però dopo sono andato ad asciugare con la pistola in modo da, con l'aria, da non lasciare residui di acqua, però guardate che merda. Bene, ben 45 minuti dopo ho perso tempo, non sembrava, però sono contento perché mi è bastato il sigillante e l'ho messo in punti dove nemmeno credevo di mettere, ma l'ho messo perché per evitare che l'acqua si intrufoli, ecco, tutto lì. Faccio vedere al volo. Allora, guardate qui tutta la zona che vi ho spiegato prima, tutta bella sigillata, gliel'ho messo anche qua, vediamo, aspettate, ecco così si vede meglio, anche qui in modo che anche se l'acqua non dovrebbe arrivarci, ma se si arriva non si intrufola dentro tra le 2 lamiere. E qua sotto sigillato tutto per bene, tutto bello chiuso, qua e queste sono le zone che non credevo di mettere, ma ho visto dei buchetti e ho detto chiudiamo, tanto mi costa niente una volta che sono qui. Vedete tutto fatto, tutto bello chiuso. Quindi sono contento del risultato anche se ovviamente ho perso tempo, però va benissimo così. Sarò troppo minuzioso, non lo so, però io sapete che le cose le voglio fatte bene e dopo non ci metto più le mani. Ovviamente ho cercato di finire tutto oggi per evitare di grattare lì vicino domani, perché se no si riforma polvere e vanno sopra le saldature. Gli sbagli fanno imparare. Si dice così? Vabbè. No, gli errori. Domani continuo verso lato lato, vabbè poi vi farò vedere e poi pomeriggio
verniciamo tutto e qua ce n'è un bel po' da verniciare, quindi inizieremo sicuramente prima dell'altra volta, perché c'è più da verniciare. Comunque, sono contento della giornata di oggi, è stata veramente dura e faticosa col callo e ho voluto finire queste cose qua. Noi ci vediamo domani per l'ultima serie di questo episodio, perché dopo ci sarà il 15 che è Ferragosto, io ve l'ho già detto, vabbè, non vengo qua, mi rilasso. Quindi a fra poco. Hola a tutti ragazzoli, bentornati in questa giornata calda, sicuramente. Sono già qui da un'oretta quasi, è che sono venuti qua Ronaldo e Gigi che hanno fatto, allora tanto io mi sono portato avanti a fare dell'altro. Oggi sarà l'ultima giornatina di questo episodio e anche perché domani è Ferragosto, mi fermo la giornata, sto con la mia famiglia e la sera vado a dormire al fresco in montagna da Tiziano, il mio responsabile lavoro, e mi rilasso un pochettino anch'io e caricare un po' le batterie. Allora, praticamente non ho fatto niente, cioè ho sistemato un attimo, ho pulito perché ieri soffiando e pulendo ancora della polvere è andata un po' in giro. Ho un attimo pulito bene con la pezza bagnata e come potete vedere ho nastrato tutte le sigillature di ieri in modo che non ci va polvere e niente entro stasera, perché voglio terminare alcuni punti che ho lasciato indietro, questi, poi continuiamo qua, ma prima ancora finisco questa piccola parte qua che era rimasta indietro dalla parte, diciamo, che abbiamo già fatto, e c'è un pochettino di ruggine qua. Lo farò fino a qua sotto, però comunque quando dobbiamo lavorare da sto lato probabilmente qualcosina andremo a rovinare, ma intanto lo facciamo. Ho coperto anche qua per evitare che vada in giro la ruggine. Quindi niente, oggi sarà continuare verso qua e casomai poi mi sposto a quest'altra cacca che vi ricordate già vi avevo detto. E niente, sarà da grattare bene. Qua taglio via sto pezzettino, sigillo e basta, si va avanti comunque questa zona qua. E voglio fare anche questa parte qua esterna, così visto che ci siamo faccio anche qui. Oggi è abbastanza un po' nel chill, cioè nel senso non ho fretta di fare cose di corsa come ieri. Poi nel pomeriggio zinchiamo tutto. Tra l'altro non so se ve l'ho detto ieri, ma praticamente l'ho quasi finito, mi è bastato giusto. E fate età, stamattina Gigi doveva andare da Tecnomat e me ne faccio prendere uno. Così ce l'abbiamo. Quindi ciancio alle bande e continuiamo, perché ho già iniziato, quindi continuiamo. Ragazzuoli, è arrivata l'ora di zincare. Dovrò farne un bel po' perché ci sono le sigillature che ciucciano, quindi infatti non so neanche quanto farne, però penso che un 60 grammi questa volta, non voglio rimanere senza, poi ci sono zone belle ampie. Comunque ho terminato, vi faccio vedere. Allora, ho fatto tutta questa zona qua che vi dicevo stamattina e vi dirò che non è stata tanto semplice, pensavo più sbrigativa invece, perché i punti di ruggine erano piccolini, ma man mano che andavo a pulire si aprivano dentro, quindi comunque e non ce n'era neanche poca. Però almeno abbiamo terminato questa zona che era rimasta un po' indietro. Arrivato ovviamente fino a qua, perché anche questa parte qua non l'avevo fatta. E ho terminato quasi tutta questa zona. Ho grattato qua, in realtà qua sembrava che ce ne fosse meno, ma anche qua ce n'era un bel po'. Sono arrivato fino a qui, anche nel bordino qua sotto, e questo buchetto. Però ho notato così guardando e studiando che vedete che questo bordino, adesso non so come si chiama, comunque qua finisce, dovrebbe continuare fino lì in fondo. Dall'altro lato c'è, e qua è perché hanno fatto la riparazione e a posto di rifare questa roba qua hanno semplicemente saldato un pezzo di piastra, sembra abbastanza fatto di merda, e basta. Ovviamente rimarrà così perché io avessi un ponte lo rifarei qua, anche qua, ma con l'esperienza dell'altro lato saldare qui sdraiato è difficilissimo, quindi lo lascio così. È un segno si porta dietro per tutta la vita tal dell'Estonia. Sabato continueremo qua, perché domani, come vi ho detto, è Ferragosto, ma mi fermo una giornatina a rilassarmi. Vabbè, adesso do una pulita e zinco, vi faccio vedere dopo al finale il lavoro finito. Tanto è sempre lo stesso, però dai, e così vi faccio il salutino.
E anche questa giornata è terminata alle ore 19. Come sempre sottovaluto il lavoro. Questo qua credo che come zone è stato il peggiore anche da verniciare, perché beh, quelle dietro ok, non me le dimentico, però anche queste non scherzano, erano tutte vicine anche, quindi ho dovuto fare prima alcuna, perché dopo se no ci andavo addosso. Non è stato semplice, però ce l'ho fatta con calma e ho perso più tempo, ma va bene. Adesso ovviamente non riuscivo a farvi vedere tutto, ma vi faccio vedere una roba al volo, cioè vedete quanta roba. Poi diciamo che l'ho buttata in certe zone un po' a casaccio e a caso, tanto protegge solo, non fa male, non fa male. Ora che magari vedete un po' di differenza col colore, forse un po' si ci rende conto di quanta roba ho verniciato. Comunque l'importante è aver terminato tutto. Come sempre con la mia pignoleria di passare 2 volte. Pensate che in questo buchetto qua, sì lo so, c'è scritto buco perché ho lasciato la zona, il taglio del flessibile che ha fatto questo bel lavoro. Quindi me lo sono segnato che poi devo coprirlo. In questo buco comunque ho buttato tipo lo zincante a caso, cioè col pennello, in modo che cadesse dentro e almeno qualcosa fa. Visto che mi era avanzato un po'. Allora non riesco a farvi vedere bene, però in quel piccolo spessore lì c'era ancora in fondo della ruggine che non ci arrivava neanche col Dremel. E col pennello ce l'ho proprio buttato sopra quantità illimitata e qualcosa farà. Comunque sono contento di aver fatto questa parte veramente brutta e rognosa. E i 60 grammi di zincante erano quasi perfetti, me ne è avanzato un po', però piuttosto che mancarne e farne ancora, quindi va benissimo. Quindi questo episodio finisce qua, io vi auguro un buon Ferragosto, anche se vedrete il video. Ecco dai, facciamo una previsione di quando secondo me uscirà questo video. Secondo me starete vedendo questo video il 26 novembre, vediamo, l'altra volta ci sono andato abbastanza vicino. Può anche essere un po' prima, vediamo. Quindi vi saluto, noi ci vediamo la prossima settimana, io verrò qua fra dopodomani. Come al solito, se vi va per supportarmi lasciate un like che è gratis e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata e niente, buona serata, ciao!